Hai presente quella pubblicità che diceva mangia calcio, respira calcio, bevi calcio? Io sono quello, perché io sono appassionatissimo di calcio. Il football, pallapiede, è particolarmente diffuso in Inghilterra. Offre uno sfogo agli studenti delle scuole private, ragazzi privi di controllo e tanto violenti da bruciare le classi e aggredire gli abitanti del luogo. Gli insegnanti sono uomini di chiesa e lo sport nella religione riveste un ruolo importante. Da un corpo sano viene una mente sana e un lavoro di squadra assieme ad un gioco corretto portano alla rettitudine morale. Tu puoi dire a un giocatore guarda che tu hai la responsabilità di tanti ragazzi che ti vedono, però tu stai facendo questo discorso a un ragazzo, perché i giocatori di calcio sono ragazzi e dunque delle volte si lasciano andare senza pensare che questo può provocare anche delle reazioni, delle brutte reazioni nei ragazzi che vedono questo sport. Però insomma prendetelo per l'aspetto ludico, cioè il gioco del calcio è appunto un gioco e gioco vuol dire divertirsi, dunque divertitevi e non vi arrabbiate. Ogni scuola adotta regole proprie e la principale distinzione nell'interpretazione del gioco riguarda l'utilizzo più o meno consentito delle mani. Nel 1823 si verifica un episodio che entra a far parte della leggenda dello sport, ancora oggi ricordato da una lapide murata nella cittadina di Rugby. William Webb Ellis, durante una partita, abbraccia la palla e corre verso la porta avversaria, scatenando l'entusiasmo degli spettatori. È l'origine della meta, segno distintivo del rugby. È usanza giocare a calcio la prima parte dell'incontro, a rugby la seconda. 26 ottobre 1863 è il giorno in cui si ritiene sia nato il calcio moderno. A Londra, nella taverna dei Framassoni, si danno appuntamento 11 rappresentanti di club e scuole della città. Un incontro durante il quale si delinea la frattura fra le due anime dell'associazione. Football e rugby prendono due vie diverse. Avviene la scissione e il 26 gennaio 1871 nasce la Rugby Union.